con cui diamo aiuti di Stato agli scafisti. Siamo l'unico Stato al mondo che spende 300.000 euro per aiutare gli scafisti. Lo ha detto il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, oggi ad Augusta nel Siracusano, durante un sopralluogo nella base militare dove nelle scorse settimane sono sbarcate migliaia di persone. Questo non è un problema della Lega, della destra o della sinistra, ha detto Salvini. Se qui in Sicilia mi dicono che alcuni politici di governo non fanno niente, provate a darci una mano voi. Tendo a raccogliere il loro grido di dolore a prescindere dalla campagna elettorale. Come detto, è un'operazione folle, questi soldi si spendano là, aiutandoli a casa loro, ha concluso il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Noi siamo certi che gli immigrati siriani presenti a Milano, una volta acquisito lo status di profughi, hanno tutto il diritto di poter andare in tutta Europa, in quei paesi che vogliono raggiungere, quanto ha sottolineato il ministro dell'Interno Angelino Alfano oggi a Milano per un vertice sulla sicurezza. Parlando dei profughi siriani che da giorni sono presenti nel capoluogo lombardo, Alfano ha aggiunto: noi li aiuteremo ad andare in Europa se sono asilati o profughi. C'è un punto di fondo che l'Europa non può ignorare, che è quello che se vogliono andare in altri paesi devono poterlo fare, perché il diritto di asilo deve essere accettato da tutti i paesi europei, ha concluso il ministro dell'Interno Alfano. Intanto l'attuale diffusione della poliomelite in 10 paesi di Africa, Asia e Medio Oriente costituisce un evento straordinario e un rischio per la salute pubblica che richiede una risposta internazionale coordinata. Lo ha dichiarato questa sera il Comitato d'Emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, secondo cui sono in atto tutte le condizioni per parlare di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. La Conferenza delle Regioni ha fatto delle richieste precise che fino ad ora sono state disattese. Non possiamo accettare che qualcuno da Roma ci mandi profughi o presunti tali e che vengano assegnati ai comuni senza che nessuno ne sappia nulla. Lo ha detto il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni al suo arrivo oggi al Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in Prefettura a Milano. Secondo Maroni bisogna creare un tavolo che coinvolga gli enti locali, come chiedono l'ANCI e la Conferenza delle Regioni. Mi stupisce, ha sottolineato il governatore della Lombardia, che il governo non abbia ancora provveduto ad una cosa di assoluto buonsenso. Non si può imporre ai territori la gestione di questa situazione, altrimenti la reazione non può che essere fortemente negativa, ha concluso Roberto Maroni. È stato approvato nel pomeriggio senza modifiche a maggioranza dalla Commissione Lavoro del Senato l'emendamento del Governo che impone sanzioni al datore di lavoro che sfora il tetto del 20% per i contratti a tempo determinato. Lo ha detto oggi il relatore Pietro Ichino. La norma stabilisce che i datori di lavoro siano multati con una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione del lavoratore per il primo contratto che supera il limite. La sanzione sale al 50% della retribuzione per gli sforamenti successivi. I maggiori introiti saranno versati nel Fondo Speciale per l'Occupazione. L'emendamento del Governo approvato recepisce le richieste della maggioranza, in particolare Nuovo Centrodestra e Scelta Civica. La Commissione Lavoro al Senato ha approvato sempre oggi l'emendamento che rivede le norme invece per gli enti di ricerca. No al tetto del 20% per i contratti a tempo determinato e no al limite di 36 mesi per tali assunzioni. Proseguiamo con la cronaca italiana. Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà ha chiesto dunque il rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi del PD e altri 5 indagati nell'udienza preliminare per l'inchiesta sull'alluvione che nel novembre 2011 causò la morte di 4 donne e 2 bambine. Secondo gli inquirenti la macchina operativa della protezione civile non venne messa in moto, non vennero chiuse le strade a rischio e le scuole, non venne nemmeno ordinato ai presidi di non fare uscire gli alunni e non fu bloccata la circolazione stradale. Bufera sul sindaco di Torino Piero Fassino per aver risposto con un gestaccio, il dito medio alzato ad un gruppo di ultras del Torino. È successo ieri allo stadio Philadelphia per l'anniversario di Superga. Fassino, juventino, è stato contestato e insultato a lungo per il solo fatto di essere lì. Così, dopo aver finito il suo intervento, il sindaco del PD ha alzato il dito medio agli ultras, ma è stato prontamente ripreso da un consigliere del Movimento 5 Stelle che ne ha fatto un video e lo ha diffuso sul web. 3 testi incastrano Daniele De Santis. Infatti nell'informativa della Digos inviata alla Procura di Roma vi sono le dichiarazioni di 3 testimoni. Queste persone hanno visto l'ultra della Roma esplodere i colpi di pistola contro il gruppo di supporter napoletani che lo aggrediva. Daniele De Santis è stato aggredito da un gruppo di tifosi partenopei incappucciati e armati di spranghe. È quanto contenuto nell'informativa della Digos, una ventina di pagine, inviata alla Procura di Roma. Andiamo all'estero, in Grecia, dove è salito a 22 morti, 4 dei quali bambini. Il bilancio accertato dei morti appunto in seguito al naufragio di 2 barconi carichi di immigrati clandestini
a largo dell'isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca è alla ricerca di 7 dispersi dopo aver tratto in salvo 36 persone, 32 uomini, 3 donne e un bambino. I sopravvissuti sono somali, eritrei e siriani. Secondo le autorità greche, le 2 imbarcazioni, una di 10 metri e l'altra di 2, trasportavano fra i 60 e i 65 immigrati clandestini ed erano salpate dalla costa turca. Un diplomatico francese è morto e un altro è rimasto gravemente ferito da colpi d'arma da fuoco sparati da ignoti miliziani oggi contro la loro vettura Sana, capitale dello Yemen. Lo hanno riferito fonti delle forze di sicurezza locali, secondo cui è rimasto ferito l'autista, un cittadino yemenita che lavora per l'ambasciata di Francia. L'attacco è avvenuto nel quartiere meridionale di Ada, dove sono situate la maggior parte delle rappresentanze straniere. Nella stessa zona, in marzo, un funzionario italiano delle Nazioni Unite era rimasto vittima di un sequestro lampo. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto e risentirci.